squadra che vince non si cambia, e questo grazie anche alla forza della sinergia che si è creata soprattutto in queste settimane all'interno del partito, un partito granitico che ha una voce unica, quella che difende il lavoro fatto in questi 15 anni da Luca Zaia, dalla sua squadra. È lo stesso Alberto Stefani a confermare la totale sintonia e condivisione degli obiettivi fra Matteo Salvini e Luca Zaia, entrambi presenti al Consiglio federale della Lega, riunito formalmente alle 14. Già alle 15:20 le agenzie battevano la rinnovata e niente affatto scontata linea unitaria del partito. Cosa significhi per l'alleanza lo spiega lo stesso Stefani. Con la presa di posizione di oggi si spacca ufficialmente il centrodestra? Assolutamente no, quello che è successo oggi rafforza però la posizione della Lega in Veneto e soprattutto al tavolo delle trattative, perché il partito oggi è compatto su questa direzione. E su questo aspetto interviene il coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo. La compattezza dei nostri alleati è sempre garanzia di un confronto sereno che sono sicuro porterà il centrodestra alla scelta del miglior candidato per guidare la regione per i prossimi 10 anni. Le parole di De Carlo, l'obiettivo del partito, della Premier, insomma, resta quello di evitare l'escalation nei toni. Certo, l'impresa è ardua anche perché i fronti sono molteplici. Noi lavoreremo per provare a riaprire il terzo mandato, nonostante un'impugnativa che c'è stata in campagna. Noi crediamo che in ogni caso il Presidente della Regione Veneto debba essere un candidato della Lega. Tra questi resta il nome del sindaco di Treviso, presidente ANCI Mario Conte, intervenuto sul tema regionali già a metà mattina. Speriamo possa essere Zaia, se non sarà Zaia un sostituto all'altezza lo troveremo, che ovviamente deve fare tanta strada per arrivare ai livelli di Zaia, però anch'io insomma a Treviso per raggiungere i livelli di Gobbo e Gentilini ho dovuto fare tanta fatica e ancora non li ho raggiunti questi livelli straordinari. Dopo il Consiglio federale si suona la Gran Cassa e questo nel giorno in cui si festeggiano i 45 anni della Liga Veneta, fondata a Padova nel 1980, una coincidenza che galvanizza i colonnelli. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava l'idea di pochi visionari, oggi è diventata realtà. Dall'ultimo dei nostri militanti, passando per il segretario Stefani, per il presidente Zaia e per il segretario federale Salvini, tutti noi siamo compatti nella difesa della nostra linea del Piave. La Regione Veneto è per la Lega irrinunciabile.